Il dibattito sul fine vita si intensifica in Veneto, spinto dai dati dell'Osservatorio Nord-Est di Demos MP per il Gazzettino. Secondo l'indagine, 8 veneti su 10 sono favorevoli alla regolamentazione del suicidio assistito, con una percentuale che sale al 97% tra gli elettori della Lega. Zaia dovrebbe ascoltare la sua base e promuovere una visione d'avanguardia, anziché rimanere indietro, dichiara Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Baldin sollecita inoltre la Regione sul DAT, disposizioni anticipate di trattamento e donazione di organi, denunciando la mancanza di campagne informative adeguate. Da aprile aspetta una risposta dalla Giunta sulle iniziative per diffondere la conoscenza delle DAT, ma nulla si è mosso. Dopo 7 anni dalla loro introduzione, molti cittadini non ne sono ancora consapevoli. Chiede quindi un regolamento chiaro per la raccolta delle disposizioni e la loro registrazione nelle banche dati. Sul fronte donazione di organi, la consigliera propone iniziative regionali per affiancare quelle del governo. Zaia e l'assessora Lanzarin si dicevano soddisfatti dell'adesione dei veneti, ma i dati nazionali rilevano che giovani e anziani sono ancora restii. Per Baldin serve un intervento deciso e coerente per garantire ai cittadini piena consapevolezza e libertà di scelta su temi che riguardano la dignità e l'autodeterminazione.